È un assegno staccato grazie al contributo di 71.000 scontrini, quello destinato all'Associazione Fenice che dal 2006 lotta a fianco delle famiglie con una figlia o un figlio affetti da disturbi alimentari. Il consumatore, che ringraziamo, e soprattutto anche i colleghi dei punti vendita, cercavano di arrotondare lo scontrino e quindi di poter donare e lasciare un contributo a questa associazione. Gli oltre 72.000 euro raccolti andranno a sostenere le attività dell'associazione con sede a Porto Gruaro, dove è operativo il servizio dell'ULS 4 Veneto Orientale, riferimento regionale per i disturbi alimentari. Purtroppo a causa del Covid si è notato un aumento non a livello solo regionale ma anche nazionale del 30% dell'esordio di questa malattia, che tra l'altro l'esordio sta diminuendo come età, abbiamo anche ragazzini di 8-10 anni e quindi adesso bisogna lavorare molto anche e soprattutto sull'aiuto e anche sulla prevenzione. Incontri a scuola, gruppi di auto mutuo aiuto con le famiglie, con la presenza di uno psicologo e di un genitore dell'Associazione Fenice, ma anche una foresteria dove ospitare le famiglie con i figli in cura a Porto Gruaro. Dal 2014 l'associazione lavora in tutta Italia perché anoressia e bulimia, malattie che possono avere un'origine anche genetica, sono in continuo aumento. Genitore prima che presidente, Stefano Bertomoro ci spiega quali sono i primi campanelli d'allarme. E il segnale classico è il perfezionismo, ragazzi che sono perfezionisti, che sono i migliori della classe, che però cominciano a mangiare poco, isolarsi, perdere le amicizie, diventare molto più nervosi e scontrosi e cominciano a sminuzzare il cibo, a eliminare questo, eliminare quello, parliamo di anoressia ma anche la bulimia è ancora più diabolica perché si vede meno